quel prepotente che non vuole che io sposi Lucia? Renzo? Signor curato, tutti sono informati dei fatti miei e l'infuori di me. Voglio saperli anch'io per Bacco. Chi è quel prepotente? Renzo, per carità, guardate quello che fate. Pensate all'anima vostra. Penso che lo voglio sapere subito. Mi volete morto. Lo voglio sapere. Ma se parlo sono morto, non vado a premere la mia vita. E dunque, parlate. Mi promettete, mi giurate di non parlare con nessuno, di non Vi dire mai... prometto che fa uno sproposito se non mi dite subito il suo nome. Don Rodrigo. Don Rodrigo. Ah, cane! Avete fatto una bella azione. Mi avete reso un bel servigio al vostro curato, in casa sua, in luogo sacro, per cavarmi di bocca quello che vi nascondevo per prudenza, per vostro bene. E ora che lo sapete, non si tratta di torto o di ragione, si tratta di forza. Posso aver sbagliato. Scusatemi. Giuratevi Posso almeno! aver sbagliato. Giuratevi almeno di non parlare! Posso aver sbagliato! Renzo! Mi sentite, Renzo? Voi avete parlato. Non ho parlato. Mettete la stanga all'uscio e non aprite per nessuna ragione. Voi sola potete aver parlato. Non ho parlato, vi dico.